Ci siamo divertiti e ci siamo divertiti con 3 grandi professionisti, Carlo Lazzari, Walter al pianoforte e Silvestro Favero alla viola. Ci hanno fatto ascoltare di Johann Sebastian Bach la sonata per viola da gamba numero 3 BWV 1029, Mozart con la sonata in Do maggiore K296 per violino e pianoforte, il duetto per violino e viola in Do maggiore K423 e il trio dei birilli in Mi bemolle maggiore K499. Per concludere, anzi, prima di concludere, la passacaglia per violino, viola e pianoforte di Handel ed Halvorsen, notissima, e per concludere sul serio il bis con la canzone d'amore spagnola di Anonimo per violino, viola e pianoforte. Concerto delizioso. Che altro dire? Ce lo siamo gustati e con piacere. Adesso si ritorna alla normalità, pare che tutto si stia muovendo bene, la nostra voglia di lavorare, la nostra voglia di fare non manca. Cerchiamo di rispettare tutte le raccomandazioni che ci vengono fatte. Cerchiamo di non dare pretesti. Ce la faremo e ce la faremo insieme, con buon senso e con il piacere di ritornare a salire. Grazie, alla prossima. Un trafiletto del 20 ottobre 1866 de La Gazzetta di Venezia annunciava che il mattino precedente, in una camera dell'Albergo Europa, si è fatta la cessione del Veneto. Il 19 ottobre, infatti, chiusi nella stanza vicina a Canal Grande dove alloggiava Leboeuf, ebbe luogo la consegna del Regno Lombardo-Veneto dalle mani del commissario austriaco Karl Möning a quello francese. Di seguito ci fu la retrocessione del Veneto dalla Francia alle autorità municipali, nelle persone di Michiel, De Betta e Demi Kelder. Addirittura al termine della cerimonia, il conte Michiel rilasciò al generale Leboeuf una presa d'atto dove si dichiarava che Venezia era rimessa a se stessa. Ecco che cosa appare nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 19 ottobre 1866. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuta oggi, alle ore 10:15 antimeridiane, il seguente dispaccio da Venezia. La bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, salutata dalle frenetiche grida della esultante popolazione. Firmato generale Di Revel. Si glissa sul fatto che le frenetiche grida provenivano dai rappresentanti municipali e dalla Guardia Nazionale, unici presenti all'alzabandiera eseguito con un blitz. Secondo il piano di Thaon, fatta la cessione alle ore 8, alle 9 dovevano issarsi 3 enormi tricolori Sabaudi in piazza San Marco e solo alle 11 la sua divisione sarebbe smontata dai treni in piazzale Santa Lucia. Ben 4.000 soldati avrebbero marciato verso piazza San Marco in 3 colonne, una su barche per il Canal Grande, una per l'Accademia ed una attraverso le mercerie. Durante la marcia per ponti e calli, i veneziani avrebbero accolto con giubilo le truppe sabaude, sicché tanti soldati si distrassero dai loro riti e non raggiunsero. Il plebiscito si svolse in 2 giornate, sabato e domenica 21 e 22 ottobre. Vi poterono votare gli uomini di età superiore a 21 anni, ma non ne ebbero diritto le donne.
Su una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, votarono in circa 650.000. Domenica e lunedì 21 e 22 ottobre 1866 i veneti furono posti davanti a un quesito che non aveva precedenti nella storia dei plebisciti. Non fu chiesto loro di quale Stato volessero far parte, ma fu chiesto di aderire o meno al seguente testo: dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il governo costituzionale di Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Una spiegazione per tale stranezza può venire da discorsi d'epoca portati nel progetto debellato sulle grandi plebisciti. Il comunicato del Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli, datato 16 ottobre, poneva la seguente questione: ma i Veneti non hanno già scelto un re ed un governo proprio fin dal 1848, con solenne e spontaneo plebiscito? Gli emissari di Carlo Alberto, infatti, tra il 30 maggio e il 5 giugno 1848, avevano chiamato al voto le sole città di Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo, che avevano il nemico alle porte. Tale pronunciamento di 20 anni prima fu parziale e rimase privo di efficacia, in quanto gli austriaci subito occuparono di nuovo quelle città. Proprio il 1848 aveva infatti dimostrato che i Veneti volevano rifondare la Serenissima. Nel 1866 il governo Ricasoli era preoccupato dalle possibili reazioni dei Veneti, perciò li fece votare su una dichiarazione preconfezionata che non ammetteva alternative. Il concetto di plebiscito non fu democratico, bensì napoleonico. Sia Napoleone I che Napoleone III fecero uso del plebiscito per legittimare i rispettivi regimi e tutti i plebisciti avvenuti in Italia furono utilizzati per giustificare l'unificazione e la maggior parte di essi venivano eseguiti nelle maniere più corrotte. Il massiccio voto favorevole all'unificazione non si identifica in alcun modo con il sostegno popolare all'unità, bensì rappresenta un'estesa opera di intimidazione, giustificata dal fatto che alle persone non fu offerta nessun'altra possibilità. La martellante propaganda di Stato si incaricò di infamare chi votava contro. La natura coercitiva del plebiscito emergeva dai manifesti affissi sulla via pubblica. In uno di questi si legge: chi dice sì mostra sentirsi uomo libero, padrone in casa propria, degno figlio d'Italia. Chi dice no, la prova d'animo di schiavo, nato al bastone croato. Il sì lo si porta all'urna a fronte alta, sotto lo sguardo del sole, con la gioia nell'anima, con la benedizione di Dio. Il no, con mano tremante, di nascosto, come chi commette un delitto, con la coscienza che grida, traditore della patria. Insomma, cos'è questa storia? Non viene nessuno qua. Eccellenza, finché a non venire sono i contrari è meglio, no? La Gazzetta di Verona, il 17 ottobre 1866, annunciando il plebiscito, scrisse: Sì vuol dire essere italiano ed adempiere al voto dell'Italia. No vuol dire restare veneto e contraddire al voto dell'Italia. L'espressione restare veneto dice tutto. Il clero cattolico fu reso oggetto di minacce, con frasi di questo tenore: ricordino i parroci che ove in alcune parrocchie questo voto non fosse sì aperto, sì pieno, quale lo esige l'onore delle Venezie e dell'Italia, sarebbe assai difficile non farne mallevadrice la suddetta influenza clericale e contenere l'offeso sentimento nazionale dal prendere contro i preti qualche pubblica e dolorosa soddisfazione. Queste cautele, adatte ad una terra da sottomettere a forza, facevano a pugni con l'unanimità di consensi che fu sbandierata.
L'occupazione militare era in corso a Venezia dal 19 ottobre. Il sì era già un dato di fatto, che nulla poteva mutare. Generalità. Angelo Pavan fu Giuseppe e Agnese Mazzon, 22 settembre 1803. Intenzione di voto? No. Che cosa? Ci prendi in giro? Abbiamo forse un anti-italiano qui? Io veramente... Ignorante! Ecco che cosa sei. Ci farai vergognare di fronte a tutti i seggi della provincia. Rideranno di noi! Sì! Va bene. Mi scusi, Ser Gradinigo, mi scusi. Scrisse Taon di Revel. Le autorità comunali avevano preparato e distribuito dei biglietti col sì e col no, di colore diverso. Inoltre, ogni lettore, presentandosi ai componenti del seggio, pronunciava il proprio nome e consegnava il biglietto al presidente, che lo depositava nell'urna. Il fatto che ci fossero urne separate nelle quali venissero inserite le schede dimostra quanto tutto ciò rese più facile identificare chi fosse contrario. La gente percepì di non aver scelta e alla fine non ebbe scelta perché erano presenti anche soldati armati di baionetta. Qualcuno doveva pur consegnare il biglietto da votare e ciò permetteva ai funzionari di segnalare quello più gradito. Verso i tanti analfabeti di allora, la procedura negava sia ogni margine di scelta che segretezza nel voto. Altre istruzioni recitavano: Vi devono essere 2 urne separate sopra un tavolo. Sopra una sarà scritto ben chiaro il sì, sopra l'altra il no. I protocolli sono 2, uno per i votanti che presentano il biglietto del sì, l'altro dei votanti che presentano il biglietto del no. Così i dissidenti restavano schedati. Per non farsi mancare nulla, le istruzioni di un commissario del Veronese disponevano che la commissione quindi conclude il presente protocollo gridando: Viva l'Italia unita, sotto lo scettro della Casa di Savoia. il giorno 27 ottobre 1866 il presidente della Corte d'Appello di Venezia, Tecchio, dichiarò al mondo i seguenti risultati: votanti 647.495, favorevoli 647.426, contrari 69 e voti annullati 567. Il plebiscito del 1866 fu chiaramente fasullo, fu organizzato in maniera molto maldestra e di fatto il risultato era già noto in anticipo. Non si può dar credito ai risultati ufficiali. Però è interessante che quel voto abbia avuto luogo, ed ebbe luogo perché le potenze riunite a Vienna il 3 ottobre decisero che il passaggio del Veneto all'Italia dovesse trovare una sua legittimazione nella volontà del popolo veneto. Anche allora le diplomazie decedevano, ma avevano bisogno di un sostegno appunto popolare, di una legittimazione. È interessante tutto questo perché 150 anni dopo siamo messi in un certo senso peggio. Una legge decisa dal Consiglio regionale Veneto che indiceva un referendum perfino solo consultivo è stata prima rigettata dal governo nazionale e poi addirittura bocciata dalla Corte Costituzionale. In altri termini, nel 1866 fu tenuto un referendum fasullo, ma almeno si finse di chiedere alle popolazioni venete se volevano stare in Italia oppure no. Oggi siamo in una situazione perfino più illiberale. Il 4 novembre 1866 a Torino, le rappresentanze municipali consegnarono a Sua Maestà il riscontro del plebiscito. Fu emesso allora l'imperioso decreto regio numero 3300, che così disponeva: Le province di Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. Un'amara ironia traspare oggi dalle battute finali del discorso tenuto dal podestà di Venezia, Giustiniani, nella Sala del Trono. Sire, quei 641.757 sì raccolti nelle nostre province offrono all'Europa tutta una novella testimonianza della concordia italiana.
e danno alla nazione la certezza che l'era dei sacrifici è chiusa per sempre ed incomincia quella di uno sviluppo progressivo di tutte le nostre forze. Furono le classiche ultime parole famose, prima di lacrime e sangue. Alcuni storici importanti sono arrivati a giustificare le falsità, gli imbrogli del referendum del 1866 sulla base di una sorta di contestualizzazione, cioè dicendo che in fondo era normale nell'Ottocento che fossero le diplomazie soltanto a decidere, che fossero i poteri e che le popolazioni fossero consultate così in maniera puramente formale. Non credo che questo sia vero. Non stiamo parlando di quale età strana, stiamo parlando del 1800, cioè di un'età nella quale il principio di nazionalità stava affermando e le idee democratiche da molto tempo circolavano ovunque. Se il 3 ottobre a Vienna fu deciso di far votare i veneti è perché nello spirito del tempo non c'era in realtà possibilità di ignorare questo passaggio. Era importante per l'Italia e per altre potenze che ci fosse davvero l'appoggio dei veneti, un appoggio, come dire, che fu allora puramente formale, ma che era ritenuto fondamentale per legittimare l'italianizzazione del Veneto. Il 7 novembre faceva trionfale ingresso preparato un grande corteo acqueo, al quale seguì l'immancabile Te Deum in Basilica di San Marco e un discorso dalla balconata. Furono elargite 100.000 lire alle famiglie povere dei patrioti che avevano fiancheggiato il nuovo ordine, ma non furono disimpegnati i beni dei poveri presso il Monte di Pietà, che coprivano debiti ammontanti a 765.128 fiorini. Era arrivata l'Italia. Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi e ben ritrovato il nostro